Ci vuole ovviamente equilibrio, buon senso, capire quale sia ovviamente la soluzione. Il periodo è un periodo comunque di 10 giorni e ritengo che possa essere sicuramente favorevole per un po', non solamente per il corpo insegnante, ma anche per i ragazzini. Una scelta di fatto obbligata, quella del sindaco di Cortina, costretto ad arrivare alla chiusura della scuola elementare vista la presenza di 3 maestre positive al Covid e tante altre in quarantena. Impossibile garantire la didattica in presenza, fino al 31 ottobre si va avanti con quella a distanza. Ampezzano, Cadore e Comelico restano d'altronde il triangolo più colpito del Bellunese e tra i più bersagliati in Veneto, con l'ULS 1 Dolomiti che sta lavorando per potenziare ulteriormente i punti Covid sul territorio. Guardia alta dunque, ma nessuno, soprattutto da queste parti, con i mondiali di sci alle porte e un'economia fatta di turismo, può permettersi di essere pessimista. Noi ovviamente abbiamo anche l'obbligo di essere moderatamente ottimisti, questo è il nostro lavoro, siamo una località turistica, quindi evidentemente noi stiamo lavorando e programmando al meglio la stagione invernale, augurandoci già di poter partire con l'ultimo weekend di novembre e fino a, diciamo, al primo weekend di maggio per quanto riguarda l'apertura degli impianti di risalita. Il primo cittadino guarda al recupero in atteso di mezz'estate e spera di rivivere un momento analogo anche nei prossimi mesi. La stessa cosa probabilmente è accaduta un pochettino anche nella stagione estiva, cioè a maggio a giugno parlavamo probabilmente dell'impossibilità di portare a casa una stagione che in realtà su agosto e settembre ha dato dei risultati assolutamente insperati. Insomma, la regina cerca di tirare dritto, del resto l'obiettivo oggi più che mai è mondiale.